Militare americano a distanza da Aviano aggredito ed accoltellato per una donna, 7 albanesi denunciati dai carabinieri per lesioni, la violenta rissa a Conegliano il 28 dicembre. Tragico epilogo per la sparizione della 22enne Annabella Martinelli. Nel pomeriggio la studentessa padovana è stata ritrovata impiccata lungo un sentiero a Teolo. A dare l'allarme una passante. L'esplosione di Valdobbiadene è costata la vita al 56enne Attilio Frare. L'area resta sotto sequestro. La bonifica più lunga del previsto. Ci sono tantissimi oggetti da catalogare, alcuni forse pericolosi. Mortale a Salettuolo di Maserada sarà una perizia cinematica a chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita Severino Bellan. Serata d'altissima tensione ieri a Mareno, i ladri sono entrati in azione in almeno 2 case. Alle 8 della sera sono stati avvertiti anche degli spari tra i campi, forse un avvertimento. Un quarantenne kosovario incensurato arrestato dalla polizia per spaccio nelle campagne tra Sant'Angelo e Canizzano nascondeva sottoterra lo stupefacente. Premiate le più belle vetrine di Natale a Treviso, occasione anche per fare un bilancio sul Natale, 800.000 visitatori per una ricaduta di 25 milioni di euro. A 50 giorni esatti dall'inizio dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026, presentate a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura, Verona grande protagonista. Da domani ogni venerdì alle 20:10 torna su Antenna 3 la seconda stagione della sitcom Una buona giornata con Igor Barbazza e Davide Stefanato. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in apertura di questo telegiornale trevigiano, la cronaca che ci riporta alla violenta aggressione del 28 dicembre scorso a Conegliano con quel militare statunitense che era stato ferito in maniera molto grave. Ebbene, i carabinieri hanno identificato e denunciato 7 persone ritenute responsabili di quei fatti. Si tratta di 7 albanesi. Accoltellato perché era in compagnia di una donna di origine albanese. Un fendente che lo aveva raggiunto al torace era rimasto ferito a terra, un giovane militare americano 28enne di stanza alla base di Aviano. Una lesione fortunatamente non letale. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di 7 cittadini albanesi di età compresa tra i 19 e i 41 anni, residenti o domiciliati nei comuni di Codognè, Godica Sant'Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano. Sarebbero loro che avrebbero accerchiato, picchiato e accoltellato in piazza Calvi a Conegliano lo scorso 28 dicembre il militare e la donna che era con lui, un albanese di 37 anni. Un'indagine serrata, quella dei carabinieri di Conegliano, che in meno di un mese ha portato all'identificazione degli aggressori, grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza emessi dalla Procura di Treviso, i decreti di perquisizione personale e domiciliare. All'esito hanno trovato dei vestiti, degli capi di abbigliamento che corrispondevano a quelli degli aggressori del militare americano. Ricordo che in quella circostanza il militare fu colpito da una coltellata, per fortuna non fatale. Nel proseguo le perquisizioni hanno poi consentito di trovare anche una pistola a scacciacani, quindi priva del tappo rosso, una replica e 50 grammi di droga, che per questo motivo uno degli albanesi è stato denunciato anche per detenzione illegale di stupefacenti e di armi. Tutti i soggetti sono stati pertanto deferiti in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate. Il materiale rinvenuto è stato invece posto sotto sequestro secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Soddisfatto per l'esito delle indagini il sindaco di Conegliano. Speriamo solo che le persone colpevoli di questi reati vengano punite nel modo esemplare. Per questo, tuona il sindaco, non vogliamo queste persone nel nostro territorio. La speranza è che questi soggetti vengano raggiunti anche da Daspo. Ma assolutamente sì, devono esserci prima i DASPI e poi nel caso vengano ritrovati sul territorio le pene ancora più severe, perché se non cominciamo da qualche parte non otteniamo risultato. Quindi ci deve essere un effetto, un combinato disposto, DASPO, misure quindi di prevenzione, condanne. Assolutamente sì, ma soprattutto non dobbiamo abbassare la guardia. Gli episodi sul nostro territorio non sono tantissimi, però ogni volta che ci sono, ripeto, le forze dell'ordine agiscono in modo tempestivo e speriamo che altrettanto facciano gli organi giudiziari, che so essere sensibili e per cui li sollecito ancora di più ad intervenire in maniera pesante, perché queste persone non fanno che del male sul nostro territorio.
Andiamo per un attimo a Padova perché si sono chiuse nel peggiore dei modi le ricerche della ragazza scomparsa dalla città del Santo. È stata trovata impiccata infatti Annabella Martinelli, la 22enne di cui si erano perse le tracce dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto in una zona di Colle Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sono recati, oltre al procuratore capo di Padova Angelo Antonio Raccanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine Claudio Fabris e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Il corpo di Annabella è stato notato da una passante che camminava nella zona. Il corpo dovrebbe quindi essere portato all'Istituto di Medicina Legale di Padova per i rilievi autoptici disposti dalla procura, che fino a poche ore fa aveva ipotizzato anche il sequestro di persona. L'esplosione letale di Guia a Valdobbiadene, un fatto che ha scioccato l'intera comunità nel primo pomeriggio di ieri, esplosione che è costata la vita al 56enne Attilio Frare. L'area resta sotto sequestro, la bonifica si sta rivelando più lunga e complessa del previsto. Ci sono tantissimi oggetti da catalogare, alcuni potrebbero costituire ancora un pericolo. Nel caso in cui ci dovessero essere qualsiasi necessità di ordinanze mi verrà comunicato, ma comunque mi è stato detto che non è così, che l'area comunque in sicurezza va verificata, valutata e bonificata. Bonifica che è tuttora in corso e potrebbe durare più del previsto. Attilio Frare nei decenni aveva accumulato decine, anzi centinaia di cimeli della prima e della seconda guerra mondiale. L'ordigno che gli è esploso tra le mani uccidendolo sul colpo era un proiettile da mortaio di fabbricazione austro-ungarica da 100 mm, recuperato forse nella zona del Piave. Stava con ogni probabilità togliendo della polvere da sparo Frare, operazione pericolosa ma fatta probabilmente altre volte. I carabinieri del nucleo artificieri di Padova hanno lavorato per tutto il giorno, campionando e catalogando con cura ogni reperto. Bisogna capire se altri oggetti, proiettili e granate possano costituire un pericolo. Sembra ce ne siano alcuni di sospetti. La bonifica riprenderà lunedì, anche in collaborazione con il centro studi Ugo Cerletti di Conegliano. L'area resta sotto sequestro. Sotto la lente non c'è solo il ripostiglio, teatro della deflagrazione letale, ma anche altri angoli di pertinenza dell'abitazione. In mattinata si parlava di una seconda camera adibita a deposito, una passione fatale nota in paese e che in passato aveva procurato a Frare alcuni guai. Tutti sapevamo qua, però lui era molto solitario. Mi dispiace tantissimo perché era un ragazzo bravo, un grande lavoratore e non posso dire, con questa passione che aveva sempre. L'ipotesi di reato è quella di detenzione illegale di armi ed esplosivi, ma il fascicolo è inevitabilmente destinato a chiudersi, visto il decesso del 56enne, la cui salma è ora a disposizione della famiglia in attesa di fissare la data dei funerali. Certamente è il momento del cordoglio, della vicinanza alla compagna, alla famiglia, sono qui anche per testimoniare questo, della comunità di Valdobbiadene, in particolar modo di Guia. Attilio è una persona conosciuta, un appassionato, un amante del territorio, del proprio paese, della storia, delle tradizioni, anche della storia bellica del nostro territorio. Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 5 lungo l'autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave all'altezza del comune di Fossalta di Piave. Da una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale un autoarticolato ha cominciato a sbandare e ha terminato la propria corsa contro le barriere di calcestruzzo centrali. Nel violento urto è rimasto coinvolto un furgone che stava sopraggiungendo nella stessa direzione ed era in fase di sorpasso. 2 i feriti lievi, entrambi occupanti del furgone. Provvidenziali e fondamentali si sono rivelate le barriere di sicurezza che hanno impedito il salto di carreggiata. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con la formazione di lunghe code in direzione Trieste. Di questi disagi ha risentito anche la viabilità nella Marca trevigiana. Ritorniamo alla mortale di Salettuol di Maserata, una tragedia che si è consumata ieri in tarda mattinata. Sarà una perizia cinematica a chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita un 70enne polesano.
La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della 69enne di San Paolo di Piave che avrebbe provocato il tragico incidente stradale lungo via Piave. La donna, alla guida di una Panda, avrebbe invaso, per motivi ancora da accertare, forse un malore, la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo l'autobotte carica di vino. Il mezzo pesante, nel tentativo di evitarla, avrebbe sterzato prima a destra, poi a sinistra, finendo rovesciato sopra un doblò che stava transitando. Il bilancio tragico. A morire l'autista del furgoncino, il 70enne Rodigino Severino Bellan, vedovo e molto noto a Porto Tolle come commerciante di frutta e verdura. Da poco era andato in pensione. La 69enne, rimasta ferita nell'urto, si trova ricoverata all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non in pericolo di vita. Appena possibile sarà ascoltata dagli inquirenti. Intanto il sostituto procuratore Stefania Cecchin ha disposto che sull'incidente avvenuto a Salettuol, frazione di Maserada, venga svolta una consulenza che prenda in considerazione tutti i mezzi coinvolti nel sinistro, dalla posizione in cui si sono fermati alla velocità. Una perizia cinematica che possa chiarire l'esatta dinamica di questa tragedia, l'ennesima sulle strade della Marca. Probabile l'iscrizione nel registro degli indagati anche del conducente marchigiano 58enne del camion. L'iscrizione sarà ovviamente fatta a garanzia dell'uomo, che così avrà la possibilità di nominare un proprio consulente in sede di esame tecnico. Il boato della cisterna che si è rovesciata sulla strada schiacciando il furgone è stata talmente forte da far esplodere i vetri dei finestrini di una Ford bianca bloccata a pochi metri dalla tragedia. Sotto shock gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare i soccorsi. Qualcuno ha assistito la donna a bordo della Panda, altri hanno cercato di aiutare il camionista. Solo successivamente si sono accorti che sotto il grosso mezzo era rimasto schiacciato il furgoncino di Bellan. Serata ad altissima tensione, quella di ieri tra via San Pio X e via San Marco. Siamo a Mareno di Piave. I ladri sono entrati in azione in almeno 2 abitazioni. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri, ma alle 8 della sera sono stati avvertiti anche degli spari tra i campi, forse un avvertimento. Queste le testimonianze raccolte sul posto. E lì per lì sono rimasta un buon minuto ferma a fissare tutto quanto. Ho detto, beh, non è possibile che sono entrati, no, non sono entrati i ladri. All'inizio non ci stavo credendo, poi più fissavo la confusione, più notavo tutti i dettagli, tutto quanto aperto, rovesciato. È questo lo scenario che la giovane Gaia Fava si trova davanti non appena entra nella sua abitazione in aperta campagna in via San Pio X a Mareno di Piave. Non sono nemmeno le 7 di sera e c'è il sospetto che i ladri si siano dati alla fuga, lasciando il lavoro a metà, sentendo la donna arrivare e parcheggiare l'auto. Di certo hanno fatto irruzione dal retro, prima sventrando la recinzione, poi salendo su questa tettoia e fare leva forse con un cacciavite sul balcone del bagno al primo piano. La traiettoria è cristallizzata da queste impronte. Alla fine a sparire è un orologio del fidanzato di Gaia. Sono corsa giù, ho preso dal mio mazzo di chiavi che ho la key dell'allarme e ho chiesto di chiamare le forze dell'ordine che sono arrivate in breve tempo. Nell'abitazione vicina, in questo caseggiato, vivono anche i genitori della giovane. Il padre Antonio è tra i primi a mobilitarsi. Nell'attimo in cui era qua, la famiglia qua giù in fondo, che io conosco perché praticamente andavo a scuola assieme al proprietario, è partito l'allarme di casa. Avendo il numero di cellulare l'ho chiamato, gli ho detto ascolta ma no, ho detto è della casa di mio fratello, ma mio fratello è appena uscito per andare a mangiare con la famiglia. Io ho detto Giuliano vai fuori subito a vedere perché sono passati da noi, se ti è scattato l'allarme sicuramente sono qua in zona, sono qui vicini. Da via San Pio X a via San Marco è questione di poche centinaia di metri. Qui la famiglia Oliana è uscita da un quarto d'ora per andare al cinema. Dopo siamo tornati a casa noi e abbiamo subito visto che questo balcone qua era, diciamo che era socchiuso e non sono riusciti ad aprirlo subito perché c'era una sbarra di sicurezza che ha fatto sì che non entrassero. I ladri stavolta se ne vanno a mani vuote, la via di fuga è sempre tra i campi. Intanto arrivano i militari dell'Arma, poco prima delle 8 si avvertono anche degli spari verso sud da una zona non ben identificata. E mentre si era là che si ragionava con i carabinieri, qua giù in fondo sono partiti dei colpi. Per l'esperienza che ho io non erano colpi di fucile, erano colpi di pistola. Troppo ravvicinati, troppo uno dopo l'altro.
Ma quindi qualcuno che voleva metterli in fuga? Sicuramente sì. Ipotizzo siano stati semplicemente degli spari d'avvertimento o magari hanno visto delle figure sospette nel campo, magari chi lo sa, magari appunto essendo cacciatori in zona ho detto dubito che si mettano a cacciare alle 8 di sera, quindi magari saranno stati sì credo spari al massimo d'avvertimento, erano un po' troppo in rapida successione, però alzo le mani. E a Conegliano, poco distante in via Lourdes, c'è chi pensa alle ronde, soprattutto dopo i fatti di alcune sere fa con dei proprietari di casa che hanno messo in fuga i ladri che hanno agito. Questo è un dettaglio, che dettaglio non è a volto scoperto. Mezzanotte e un quarto mi scatta l'allarme di casa e del mezzo che avevo parcheggiato nel mio giardino privato. Visiono immediatamente le telecamere che ho a circuito chiuso dentro dal monitor, vedo che c'è una persona che mi sta scassinando il camper con la porta aperta. Giusto il tempo di capire cosa stesse accadendo nel suo cortile e Alberto Rossi esce di casa. Come reazione immediata il ladro scavalca la recinzione, sono attimi concitati, in corso c'è un vero e proprio raid. Nel mentre il mio vicino lo vedo che esce anche lui con una torcia, perché anche lui ha un'altra figura nel suo giardino che tenta di infrangere un vetro di una finestra di casa sua. Insomma, alla fine i soggetti sono almeno due. Ci siamo messi alla rincorsa di entrambe le figure, nel mentre avevo già chiamato la polizia che anche loro sono arrivati praticamente in 3 minuti erano qui, però si sono dileguati, in un attimo non c'erano più. Dal camper di Rossi sparisce lo zainetto della figlioletta di 2 anni, il danno di per sé è limitato, ma a fare riflettere e preoccupare è la modalità. Volto scoperto, addirittura mi ha guardato anche, c'è un'immagine nel video che lui guarda veramente la videocamera, cioè proprio la guarda e continua nella sua effrazione, nel furto che mi ha fatto, senza nessun tipo di ritegno. Si sentiva impunito? Sicuramente sì, perché secondo tutti sappiamo che comunque restano impuniti. Il soggetto ripreso sarebbe uno straniero, carnagione scura, sui 30 anni, in via Lourdes, non un caso isolato. Un paio di settimane fa una donna è stata aggredita sempre da una persona di colore proprio qui di fronte, dall'altra parte della strada. 2 donne sono state aggredite, un signore ha cercato di difenderle, anche lui è stato aggredito e sono finiti in ospedale. Ultimamente in questa zona si stanno creando parecchie problematiche inerente anche un po' a questa paura che abbiamo noi anche a una costruzione che verrà fatta qua più avanti, che sarebbe una specie di dormitorio. Situazione tesa, nel quartiere c'è peraltro chi ha pensato di organizzare delle ronde. Ho parlato con alcune persone appunto qui del quartiere, ci sarebbe stata la possibilità di fare delle ronde notturne a livello di volontariato, però al momento le persone hanno timore di trovarsi di fronte a delle figure che sanno che comunque possono reagire in determinati modi e non se la sentono. Segnalazioni di furti tentati e commessi ci arrivano anche da Paese, in via Medaglie d'Oro, via Ungarine e tra via Callaselle e via Tubic, quindi veramente uno stillicidio, una serie di furti senza fine nella Marca trevigiana. Ci sono i furti, ma c'è poi il tema del disagio giovanile, delle baby gang. Questa mattina è stato siglato un protocollo tra Questura e ULS 2. Ecco, ok, signor Questore. Firmato il protocollo tra la Questura di Treviso e il Centro di Attività Task Force Educativa 118 dell'USL 2 per affiancare in un percorso educativo e di supporto quei ragazzi destinatari di provvedimenti di natura amministrativa come ammonimenti per bullismo e cyberbullismo, DASPO, DACUR e altre misure di prevenzione adottate dal Questore, che pone l'accento sull'efficacia e l'importanza di questi provvedimenti. Oggi abbiamo allo studio una nuova legislazione che ci permetterà di poter intervenire con altre misure di prevenzione, con l'ammonimento
ammonimento per bullismo e altri strumenti anche nei confronti di soggetti infra 14enni. I ragazzi minorenni potranno aderire su base volontaria a specifici percorsi che coinvolgeranno anche le loro famiglie. Attraverso il protocollo che oggi abbiamo firmato, il provvedimento di ammonimento sarà seguito da questo percorso di risocializzazione che la USL 2 farà nei confronti del minorenne ammonito, considerando anche la sua famiglia. Noi prendiamo in carico un percorso che non si ferma solo agli educatori ovviamente che seguono la persona, il ragazzo, ma anche verso le famiglie, perché i primi educatori delle famiglie sono i genitori. Il centro di attività dell'USL 2 provvederà a ricevere e gestire le segnalazioni inviate dalla questura, attivando tempestivamente il percorso di presa in carico di ragazzi e genitori, elaborando un patto educativo individuale e un progetto educativo individualizzato, assicurando un supporto integrato e multidisciplinare. E a proposito di rapporto integrato e multidisciplinare, l'ULSS 2 ha condotto un'indagine tra gli studenti delle scuole superiori della Marca trevigiana e sono emerse delle importanti criticità. A preoccupare soprattutto è l'uso di stupefacenti. In accordo con la scuola sono stati testati 3.685 studenti delle scuole superiori di Treviso, di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Un'indagine che aveva il compito di mettere in luce le criticità tra i giovanissimi. Preoccupanti sono i dati snocciolati dal direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi riguardanti l'uso delle sostanze stupefacenti. L'uso della cannabis è diciamo nei quindicenni circa il 13% di questo campione, e nei 17-18 anni arriviamo al 20%, quindi a dati importanti. Numeri importanti, spiega il direttore generale, che non vanno sottovalutati. Più contenuto fortunatamente l'utilizzo di altre droghe. Quando parliamo di altre sostanze, ha precisato Benazzi, intendiamo anfetamine e nuove droghe. L'uso di fentanyl è oggi molto ridotto, così come quello di cocaina e sostanze allucinogene, che si attestano complessivamente intorno all'8% nella fascia tra i 15 e i 18 anni. Ma accanto al tema delle dipendenze emerge il disagio legato all'isolamento dei ragazzi e l'uso continuo delle tecnologie. Un'altra delle criticità che non vanno assolutamente trascurate. Il fatto che questi ragazzi spesso e volentieri sono da soli davanti al computer e quindi c'è molta, come dire, anche problematica che si lega al bullismo fatto tramite Facebook, tramite queste tramite internet eccetera. Quindi anche su questo dovremo lavorare, perché dobbiamo fare in modo che i ragazzi non si isolino, ma che stiano in gruppo, che lavorino in gruppo, e quindi questo è un grosso lavoro che faremo con le scuole. Dunque non solo droghe ma anche bullismo online. C'è molto da lavorare, ha terminato Benazzi, con le scuole ma anche con le famiglie. A proposito, arrestato ieri mattina dalla polizia un cittadino kosovaro di 40 anni, incensurato, sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina suddivisi in dosi e destinati allo spaccio. I poliziotti delle volanti, in particolare impegnati in un'attività di contrasto ai furti in casa, hanno notato l'individuo in via delle Marie tra Sant'Angelo e Canizzano mentre armeggiava con atteggiamento sospetto nelle vicinanze di un'autovettura parcheggiata in mezzo a un campo. Gli agenti hanno rinvenuto sotto il veicolo un contenitore metallico fissato magneticamente, al cui interno erano occultati circa 20 involucri di cocaina. Sempre nei pressi dell'autovettura, interrati nel terreno e tra le erbacce, altri 2 involucri avvolti con nastro adesivo, ciascuno contenente 40 dosi del medesimo stupefacente. Il quarantenne per questo è stato arrestato. Sempre i temi della sicurezza, torna a parlarne il sindaco di Treviso Mario Conte all'indomani delle spaccate che hanno causato danni ingenti e poco bottino. C'è pure il tentativo di rapina all'arma bianca ad un minorenne in Viale Orleans pochi giorni fa, che ha fatto preoccupare ulteriormente il sindaco. Queste le sue parole.
Ovviamente sono il primo a essere dispiaciuto, anche in questo caso so che le indagini stanno procedendo nella direzione giusta. L'obiettivo nostro è quello di rendere la nostra città sempre più sicura. Purtroppo qualche episodio ancora succede, quindi dobbiamo lavorare con ancora maggiore impegno, intensificare e migliorare gli strumenti a disposizione, quindi continueremo a installare videocamere, continueremo a chiedere forze dell'ordine al Ministro, abbiamo chiesto anche di mantenere il presidio militare dell'esercito, quindi insomma noi ce la stiamo mettendo tutta. Forze militari quindi, ma anche sinergia tra istituzioni e cittadini che rafforzi il sistema di sicurezza percepita. Serve una grande sinergia tra cittadini e istituzioni, c'è anche il gruppo di vicinato nei vari quadranti della città che sta lavorando molto bene, quindi io continuo a dire che la nostra città è una città molto sicura, non lo dice il sindaco, lo dicono i dati. Però è altrettanto vero che bastano anche pochi episodi per minare la percezione di sicurezza e per generare comunque malessere, rabbia e preoccupazione. E proprio in tema spaccate, la prossima settimana si ritroveranno di nuovo tutti di fronte ad un tavolo, prefetto, amministrazione e associazioni di commercianti, in un comitato ordine e sicurezza, mentre il responsabile o i responsabili di tutte queste spaccate in città hanno le ore contate. Oggi è stato individuato un primo responsabile, so che le forze dell'ordine stanno facendo davvero un gran lavoro per stringere il cerchio attorno ai responsabili. L'obiettivo è che queste cose non succedano, per fortuna la nostra città ha tante videocamere di sorveglianza, quindi stiamo lavorando con grande impegno. Sul cantiere della stazione invece si torna a discutere sui tempi e sui danni che Casugana intende chiedere. Nei giorni scorsi un accesso agli atti del consigliere comunale Marco Zabai aveva fatto capire come non fossero previste penali nel contratto in essere. Al netto dell'accesso atti di Zabai sono concentrato a finire questo calvario, che lo è per me così come per i cittadini pendolari, quindi sono io il primo a essere arrabbiato e stanco dei disagi dovuti a quel cantiere. Ricordo che parliamo di un investimento da oltre 20 milioni di euro da parte di RFI, un intervento importante che ha portato con sé tanti disagi, molti disservizi, quindi noi quando sarà il momento giusto, una volta ultimati i lavori, ci siederemo al tavolo con RFI per fare i conti di quelli che sono stati i danni di immagine alla città e anche dei disservizi subiti dalla comunità. Veniamo a una segnalazione che ci riporta a Marino di Piave, Ecovanda in azione. Da una settimana in un campo sono stati abbandonati diversi sacchi dell'immondizia. La denuncia arriva da un cittadino noto, Rolando Bortoluzzi, già consigliere comunale. Visto che i rifiuti sono qua già da una settimana giovedì scorso, chiedo agli enti competenti di intervenire più presto per prima di tutto portare via questi rifiuti, che non è un modo poco decoroso per chi passa per la strada. Dopodiché e vedere se eventualmente all'interno ci sia la possibilità di arrivare a questo sconsiderato. Una decina di sacchi, alcuni anche di grandi dimensioni, lasciati in un campo lungo via Traversa, Marino di Piave. L'abbandono selvaggio risale ad una settimana fa. Diverso materiale come ciabatte, ceramiche e anche un piccolo elettrodomestico scaricati da un ecovandalo probabilmente di notte per non essere visto. A prima vista sono rifiuti normali, non assimilabili agli urbani, quindi possono essere portati benissimo negli ecocentri. Non sono stati portati sicuramente non con una macchina perché sono troppi, con un furgone, quindi con il rischio di essere anche rintracciato e poi sanzionato. Scoperta la piccola discarica giovedì scorso, Rolando Bortoluzzi ha scattato delle foto e segnalato l'abbandono agli enti competenti. Mi meraviglio che ancora dopo 8 giorni ancora non si è visto nessuno qua. I tempi tecnici io li capisco, però 7 giorni mi sembrano eccessivi. Ritorniamo a Treviso, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso e ritornare a parlare delle festività natalizie, tempo ovviamente di bilanci. 800.000 visitatori nelle festività nella città capoluogo per una ricaduta di 25 milioni di euro. Il punto è stato fatto nel corso delle premiazioni per le vetrine più belle del Natale.
Con la premiazione del concorso La vetrina di Natale più bella, l'amministrazione ha fatto un bilancio del Natale appena trascorso, numeri particolarmente significativi. Oltre 100 eventi in città per un totale di circa 800.000 presenze. Il villaggio di Natale di Piazza Rinaldi ha registrato circa 250.000 ingressi, tutto esaurito anche per i concerti al Teatro del Monaco e a San Nicolò, con una ricaduta economica stimata in 25 milioni di euro. Un grande successo anche perché ha coinvolto tutta la città e anche tutti i protagonisti della città, quindi i commercianti, che qui va il mio grazie anche per il loro impegno, perché la loro dinamicità, l'impegno e anche la bellezza che danno alla città è impagabile, quindi un grazie a loro, un grazie alle studentesse del liceo artistico, perché loro hanno creato poi quella che è l'opera che è il simbolo che rimane di questa unione tra istituzioni. E il prossimo anno si aggiungerà un'altra piazza. Quello che è stato creato a Piazza Rinaldi lo ha confermato, un villaggio di Natale straordinario, 250.000 presenze nei 40 giorni del Natale. Ecco che è l'occasione l'anno prossimo per fare di questo progetto una duplicazione in una seconda piazza, quindi mantenere Piazza Rinaldi e aggiungere una seconda piazza, Piazza San Vito, un'altra piazza, quelle che sono. E questo perché funziona. E funziona, piace ai trevigiani e piace ai visitatori. I premi alle vetrine sono andati a Nasciar Gun Store per il centro storico, a Tommaso Bovone Fiori per il quartiere, a Ferdinando Cestaro per il mercato, mentre il titolo di plateatico più suggestivo è stato attribuito al ristorante Odeon La Colonna. Per Nasci e Cestaro è la seconda vittoria del concorso. Le studentesse dell'artistico hanno creato il premio delle gru in ceramica smaltata con tecnica innovativa, ispirate alla storia di Sasaki Sadako, una giovane perita a seguito delle bombe su Hiroshima e divenuta emblema universale di speranza attraverso la leggenda giapponese delle 1000 gru di carta. Vogliamo evidenziare l'aspetto di una città che si è fatta vedere bellissima, ben illuminata, ben presidiata, con delle vetrine di grande attrattività. È stato bello riconoscere questo, vedere anche che su questo concorso alcuni commercianti, fa piacere anche ricordare alcuni nostri associati, hanno voluto riproporsi e hanno rivinto, quindi vuol dire che piace l'idea di far vedere ogni anno qualcosa in più, qualcosa di più bello. Archiviato il Natale, la città di Treviso si prepara ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in programma giovedì 22 gennaio. Svelato il percorso cittadino che prenderà il via intorno alle 11.45 dalla palestra CONI di Viale Vittorio Veneto, per poi proseguire sul PUT e fare ingresso in centro storico da Porta Calvi. La staffetta attraverserà quindi Viale Cesare Battisti e Calmaggiore, toccando alcune delle vie più rappresentative della città. Momento centrale della mattinata sarà la breve sosta in Piazza dei Signori, dove alle 12.30 è prevista la presenza del braciere olimpico, offrendo alla cittadinanza un'occasione di incontro e partecipazione collettiva nel luogo simbolo di Treviso. Quindi Viale Martiri, San Leonardo, Santa Caterina, Viale Carlo Alberto, Ponte Dante, Riviera Santa Margherita. Nei prossimi giorni saranno comunicate tutte le modifiche alla viabilità per il passaggio di Tedofori e Convoglio. Da domani intanto veniamo alla nostra programmazione. Ogni venerdì alle 20.10 su Antena 3 la seconda stagione della sitcom Una buona giornata con Igor Barbazza e Davide Stefanato. Avevi già casa del nonno, eh? Quanti ricordi? E adesso? Ognuno torna alla sua vita. Lo capio, ripartimo. I fratelli Pietro e Zeno, Davide Stefanato e Igor Barbazza sono pronti a rimettersi in viaggio per trovare l'eredità del nonno defunto, che li ha voluti rimettere insieme dopo una lunga lontananza, affidando loro un pulmino e una missione che li porterà a girare il nostro meraviglioso Veneto nella seconda stagione di Una buona giornata. Continuiamo a portare in scena posti meravigliosi del nostro amato territorio. Il tutto condito da un'ironia che non sconfina mai nella volgarità o nella parolaccia. Cerchiamo di fare un'ironia intelligente, nel senso che cerchiamo di divertire in maniera semplice. Noi ci definiamo pop, cioè popolari. Ci piace far ridere dal bambino all'adulto, all'anziano. E in questa seconda stagione, tra amicizia, risate e avventura, ci sarà anche spazio per l'amore. Ci sarà una storia d'amore quest'anno, una storia d'amore bellissima, con una donna bellissima che si innamorerà giustamente e ovviamente di Igor. Insieme a Igor Barbazza e Davide Stefanato anche Sara Zanier. Serena in 100 vetrine, quindi il grande amore Damiano e Serena che ha fatto innamorare milioni di italiani. Torniamo a lavorare assieme. Nato come un piccolo progetto, Una buona giornata ha ora l'ambizione di diventare molto di più.
L'ambizione qual è? Quella di poter fare un prodotto di prima serata. Per farlo servono, sono sincero, delle entrate economiche maggiori, però era importante cominciare, perché quello che abbiamo fatto io e Davide, grazie ad Antena 3, Media Nord-Est, abbiamo fatto la storia, perché nessuno ha mai fatto una fiction sul nostro territorio, con le maestranze del nostro territorio. 5 puntate in onda dal 16 gennaio, tutti i venerdì su Antena 3 alle 20:10, in replica sabato alle 20:50, domenica alle 13:35 e martedì alle 23. Ogni puntata ci sono moltissimi colpi di scena, si ride moltissimo, ci sono momenti inaspettati. E chissà se alla fine di questa seconda stagione Zeno e Pietro riusciranno a trovare l'eredità del nonno. Nell'ultima puntata ci sarà un grande colpo di scena assolutamente inaspettato. Sarà l'eredità? Sarà qualcos'altro? Dovete seguirci, dispiace. Ma forse state già pensando alla terza stagione? Assolutamente sì, questo te lo dico in anteprima, abbiamo già una bozza di idee per la terza stagione. Andiamo a Belluno. E caccia ai malviventi che ieri hanno assaltato la gioielleria in Corso Italia nel pieno centro di Cortina d'Ampezzo e in pieno giorno. Le indagini, come ci spiega Tiziana Bolognani, sono serrate, mentre nella cittadina che tra 21 giorni esatti ospiterà le Olimpiadi serpeggia preoccupazione. Un colpo da professionisti preparato nei minimi dettagli, apparentemente perché i due malviventi che in una tranquilla mattina di gennaio hanno messo a segno la rapina alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina qualche errore l'avrebbero commesso, ed è su quello che gli investigatori, arrivati qualche minuto dopo l'allarme lanciato dall'addetta alle vendite del lussuoso negozio di preziosi, stanno lavorando senza sosta. Al setaccio le immagini del circuito interno del negozio e quelle impresse dalle telecamere di videosorveglianza esterna, il sistema nuovissimo installato da Leonardo per le Olimpiadi, non ancora collaudato. Qualche frame sarebbe stato estrapolato e i tecnici della scientifica di Carabinieri e Polizia lo stanno esaminando minuziosamente, così come scrupolosa è l'analisi delle tracce di sangue repertate all'interno dell'auto servita ai malviventi per allontanarsi dal centro e che poi è stata ritrovata in una zona defilata a circa 1 chilometro di distanza. L'auto, rimasta in sosta per una manciata di minuti nelle vicinanze della pasticceria Lovat, è servita per la fuga e ancora non si sa se la presunta presenza di un complice sia già stata ripresa in centro o, come potrebbe essere più probabile, il terzo malvivente abbia aspettato la coppia fuori Cortina per agevolare il cambio della vettura. Quel che emerge è che sulla vettura risultata rubata nell'est Europa è stata apposta una targa trafugata in Italia. Gli inquirenti hanno già sentito la commessa del negozio, comprensibilmente sotto shock. La donna è stata minacciata con una pistola dai due rapinatori che sono riusciti ad entrare nel negozio fingendosi normali clienti. All'evidenza di quanto stava accadendo, l'addetta ha assistito alla razzia dei preziosi in preda al terrore. Il bottino non è stato ufficialmente quantificato, ma è ingente. A Cortina, dove si continua a guardare alle Olimpiadi ma anche alle Paraolimpiadi a 50 giorni esatti dall'inizio dei Giochi Paralimpici, presentata a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura con Verona, oltre a Cortina, grande protagonista. Verona entra nella storia delle Paralimpiadi. Il 6 marzo l'Arena ospiterà Life in Motion, la prima cerimonia paralimpica mai realizzata in un sito UNESCO. A meno di 2 mesi dall'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Fondazione ha presentato a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Il successo dell'organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità, che il comitato organizzatore non destina energie, ma questo ho parlato anche di chi deve venire a guardarle, il pubblico, è uno spettacolo straordinario. L'evento inaugurale all'Arena di Verona sarà un momento senza precedenti, un racconto dedicato alla vita, al cambiamento e alla disabilità intesa come armonia tra persone e ambiente. Sul palco anche artisti internazionali come Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e i Medusa, ma spazio anche all'arte contemporanea con Iago, Emilio Isgro e Marina Pollonio. Il progetto è firmato dalla direttrice cerimonie Maria Laura Iascone, dal direttore artistico Alfredo Accatino e da Filmmaster. Location straordinaria e la necessità di fare uno show completamente diverso
uno show all'altezza del mondo paralimpico. Il mondo paralimpico è un continua trasformazione e cambiamento, gli atleti sono atleti veri e noi abbiamo voluto fare una grande festa condivisa. Non solo un momento di spettacolo sportivo, ma anche e soprattutto un'occasione di inclusione. Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, quando si parla di testamento delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché uno dei temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi sarà proprio il tema dell'accessibilità e dell'inclusione. La Regione del Veneto ha approvato le linee guida sull'accessibilità, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici, ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà. La cerimonia di chiusura si terrà invece il 15 marzo a Cortina d'Ampezzo al Carling Olympic Stadium con l'Italian Souvenir, tema creativo che ispira l'ultima grande festa con la grande partecipazione di Arisa per salutare i giochi. Devo dire anche che c'è un accesso da parte del mondo del volontariato, da parte di moltissimi ragazzi giovani che chiedono proprio di partecipare come volontari alle Paralimpiadi. Direi che questo è un altro bel segnale. La Legacy è una Legacy a 360 gradi, 5 miliardi di PIL che è già Legacy, 1,8 miliardi di opere in Veneto che è una grande Legacy, ma poi ce n'è una culturale che è quella dell'inclusione che non ha limiti ed è quella sulla quale abbiamo investito. Intanto però la mala sorte si accanisce sul Nevegal, il colle dei Bellunesi, Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dell'Infrastruttura ha sospeso il nulla osta tecnico per tutti gli impianti del Nevegal. Dolomiti Ski Line ribatte i problemi sono già superati. Piazzale desolatamente vuoto, al campo scuola davanti all'Oliviera un pulmino si appresta a caricare borsoni e sci in uso ai bambini, ma il tramonto che dà spettacolo illuminando ogni anfratto del Nevegal restituisce il suo sinonimo in senso figurato. Qualcuno si spinge oltre e parla di funerale, perché questo è l'effetto che hanno fatto le determine di Ansfisa pubblicate a metà mattina all'albo pretorio della provincia, dove nero su bianco c'è la comunicazione della sospensione del nulla osta tecnico per tutti gli impianti. La notizia corre, Dolomiti Ski Line, che non più tardi di poche ore prima spiegava agli internauti che in Nevegal finora non si è potuto sciare a causa di un guasto a una scheda elettrica che ha impedito il via libera degli organi competenti in attesa della sua sostituzione, pubblica una nuova comunicazione in cui rassicura: contiamo di avere il nulla osta a stretto giro. Per We Love Nevegal, che coordina il progetto generale di marketing del Colle, parla Lorenzo Baldanello di UOFI Italia. Per quanto riguarda il discorso Col dei Pez, è già stato comunicato da Dolomiti Ski Line che si tratta di un problema di una scheda tecnica per cui effettivamente non hanno potuto finire delle prove necessarie per avere la revisione annuale, quella che serve tutti gli anni, e quindi diciamo che questo è un problema che verrà superato nel momento in cui la nuova scheda viene montata, il direttore d'esercizio manderà la relazione ad Ansfisa e quindi ci si augura già questo weekend di avere l'ok definitivo, e se non sarà questo weekend sarà appunto la prossima settimana con la promozione che Dolomiti Ski Line ha voluto fare anche con We Love Nevegal. L'altra questione della sciovia 500 è stato semplicemente un ritardo di trasmissione di una relazione della revisione quinquennale che è stato già risolto con Ansfisa, è stato già chiarito il tutto e quindi già oggi dovrebbe essere arrivato il nulla osta e quindi anche quello è a posto. Diversa la questione per l'impianto del Col Toront, senza la sciovia delle Erte impossibile dare corso alla revisione. Dolomiti Ski Line dal canto suo ha garantito una giornata di sci gratuita a tutti il primo sabato disponibile di apertura della Coca Bassa per riparare a una stagione finora mai partita. Un'apertura anche per contrastare irritazione e mugugni degli ultimi giorni, non solo degli amanti dello sci ma pure di una parte degli operatori economici che cominciano a ricredersi sulla fiducia data al progetto degli imprenditori bresciani. E il comune di Belluno? Neppure il tempo di scendere dal volo che lo ha riportato in Italia dalla missione in Terra Santa. Il vice sindaco Paolo Gamba ha letto le determinazioni di Ansfisa che rilevano ritardi nella consegna della documentazione. Ci sono delle regole. Il problema fondamentale è che queste regole, sono non solo da parte, non sono non considerate, sono delle prese sotto gamba. Noi come la provincia dovremmo essere un organo di dare delle supporti a questa società, supporto non economico ma supporto di facilitatori all'interno di questa situazione, perché è chiaro che noi dovremmo essere questi, dovremmo dare un aiuto perché le cose cerchino di andare nel miglior modo possibile.
Ma ci sono anche le buone notizie, sarà infatti contro una big della C, la prima in casa della Dolomiti Bellunesi, prima in casa nel senso della prima nel proprio stadio, lo Zunitauro di Feltre. Dolomiti Bellunesi finalmente sul proprio campo, sabato contro il Lecco l'inaugurazione dello Zunitauro. In appena 4 mesi, grazie ai 900.000 euro di fondi comuni confinanti, l'impianto feltrino è stato adeguato alle esigenze della Serie C, in cui milita la formazione nata dalla fusione delle società di Belluno, Feltre e Sedico. L'adeguamento dello stadio alla Serie C è un passo significativo per la nostra città in termini di strutture sportive. Un grandissimo risultato e un orgoglio poter avere un impianto così importante che può ospitare partite, gare anche di atletica e di tante altre discipline sportive. Per una squadra che punta alla salvezza e che sin qui si mantiene in una posizione tranquilla a metà classifica, poter lasciare Fontana Fredda, dove sin qui è stata ospitata, e giocare in un campo finalmente tutto suo è sicuramente una cosa importante. Questa fusione tra Feltre, Belluno e Sedico funziona? Sì, la fusione funziona. Abbiamo veramente abbattuto tutti i campanili, abbiamo fatto capire a tutto il territorio quanto voglia dire fare squadra insieme, e probabilmente questa cosa qua anche in tutto il territorio lo sento che viene apprezzata anche da altre realtà, perché capiscono che fare squadra vuol dire migliorare e portare il nostro territorio a certi livelli di visibilità e di apprezzamento in tutto il territorio nazionale. Il più soddisfatto di tutti è forse il presidente del Fondo Comuni Confinanti, che da sempre vede l'impegno sul Giro d'Italia, ha creduto nell'importanza dello sport per il futuro della provincia. I campi che abbiamo realizzato di tipo sintetico, che sono 6 e altri ne verranno fatti, sono sempre pieni di ragazzi e di genitori, quindi vuol dire che è un punto di aggregazione, un punto bello di aggregazione e anche di grande sport. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana, è tutto anche per questa edizione, vi lascio al meteo subito dopo la sigla, buon proseguimento di serata.